Con meno burocrazia e meno carte, credito più facile per le piccole e medie imprese. Lo promette la finanziaria regionale Veneto Sviluppo, che dal prossimo febbraio renderà più veloce l'accesso al credito per le aziende venete, grazie alla domanda elettronica. Un mezzo che permetterà di snellire in tempi brevi le oltre 10.000 domande di credito agevolato giunte nel 2013. La difficoltà di accesso al credito delle imprese ha ovviamente stimolato la creazione di nuovi strumenti, perché abbiamo visto che da alcuni mesi ci sono già i primi sintomi di richieste non più di finanziamenti per sopravvivere, ma proprio per investire, per crescere. Con la domanda elettronica l'istruttoria della pratica di richiesta di credito sarà più trasparente. In qualsiasi momento l'azienda saprà chi la sta elaborando e in che tempi. I fondi messi a disposizione dalla Regione sono a tasso zero e possono riguardare sia il supporto finanziario che gli investimenti in beni immobili e mobili, che in risorse umane come i neolaureati o i tecnici molto specializzati. E anche di quelle figure un po' manageriali, se vogliamo, che nella nostra piccola impresa magari non sempre hanno trovato lo spazio o anche le risorse per potersele permettere, e che invece sono quelle gocce di innovazione, quelle iniezioni importanti che magari anche solo per un periodo possono stare in un'impresa e aiutarla proprio a fare quel salto di cultura d'impresa di cui noi abbiamo bisogno. Disponibili per il 2014 18 milioni a fondo perduto e oltre 100 milioni in fondi di rotazione, richiedibili in forma singola o mista per importi da 50.000 a 500.000 euro.